Restiamo a Mira, comune come saprete governato ormai da più di 6 mesi dal primo sindaco del Movimento 5 Stelle, Alvise Maniero. Abbiamo incontrato proprio il primo cittadino che tira le somme di questo primo semestre appunto alla guida del municipio ed esprime anche alcune valutazioni rispetto alla possibile performance dei cosiddetti grillini alle prossime politiche. Sentiamo. Espugnati la scorsa primavera 4 comuni, fra cui quello di Mira, ora il Movimento 5 Stelle si prepara alle politiche. Beppe Grillo nel suo messaggio di fine anno ha attaccato a testa bassa governo, maggioranza e opposizione. Si ripropongono tutti quelli che hanno disintegrato questo paese, da Fini, Casini, Bersani, Berlusconi, ma veramente è incredibile. Ed eccolo qui uno dei 4 alfieri del 5 Stelle, Alvise Maniero, il giovane sindaco di Mira, che sembra piacere molto ai suoi concittadini, anche se d'estate usa i pantaloni corti e questa cosa ad alcuni non va giù. A proposito delle parlamentari con cui il 5 Stelle ha scelto i candidati per le prossime elezioni politiche, Maniero confessa di non aver votato. Io vi faccio una confessione, non ci sono riuscito per problemi di server, credo. Per 3 giorni consecutivamente ho tentato. Ammetto, si vede che sono stato sfortunato. Dopo un boom che nei sondaggi aveva portato i 5 Stelle a sfiorare il 20%, ora il movimento sembra attestato fra il 10 e il 12 e Grillo chiede agli elettori di dare fiducia a chi rappresenta l'unico vero cambiamento. Abbiamo 4 sindaci, sono tutti entusiasti di questi ragazzi qua. Apriamo il Parlamento, vedrete. Lo so perché avete paura, perché apriremo il Parlamento ed saranno finite le vostre cosine, il vostro essere politici. Per Maniero le prossime politiche potrebbero essere l'ultimo appello per salvare il paese. È evidente che abbiamo bisogno di un cambiamento, tutti i segni ce lo indicano. Pare che siamo stati bastonati tanto forte che finalmente ci stiamo svegliando. Io spero che questo stato di attenzione e di veglia perduri. O cambiamo adesso o veramente abbiamo finito. Monti, Berlusconi, Bersani e compagnia sono tutti uguali. A questo punto non ha nessuna importanza. L'importante è quanta attenzione dedichiamo alla pubblica amministrazione come cittadini. Dobbiamo spegnere il grande fratello e attivarci nelle nostre città. E sempre uno vale uno? Ma certo, deve essere così, non c'è alternativa.